espresso il Tribunale internazionale, definendo Putin criminale di guerra. Pertanto, signora, cominciamo già in modo sbagliato. Zelensky, per quanto riguarda il sottoscritto, non ha nulla da invidiare a Putin, perché sta mandando al macello il proprio popolo, la propria gente. Non ha più soldati, Io non ho mai, non ha più soldati che possono combattere. Gli addestramienti. io non ho mai sentito una sola volta, mi perdonerete, non ho mai sentito una sola volta Zelensky parlare di pace. Io non ho mai sentito nelle sue conferenze, che quando va in giro per il mondo, a dire datemi gli strumenti per arrivare a una pace, fate lavorare la diplomazia. Io l'ho sempre sentito dire Datemi le armi. E datemi armi. Mai sentito dire una sola volta voglio arrivare ad una pace. Sempre questa pace giusta, che non ho ancora capito cosa significa, è la pace con le armi e con il sangue, però non il suo, quello della sua gente. Esatto.